L'estate per le associazioni di modellismo ferroviario, ma non solo, vuol dire poter fare quei lavori che durante l'anno, quando magari si apre al pubblico, non si possono fare. Mi riferisco in particolare a quei lavori di manutenzione straordinaria o, perché no, all'inserimento di novità all'interno dei propri plastici. E in questo video vi porterò in anteprima a scoprire quelle che saranno le novità per la prossima stagione di apertura del club. Vi ricordo che il Club Fermodellistico Veneziano apre le porte a soci, ma soprattutto a voi curiosi e amanti del modellismo ferroviario, ogni terza domenica del mese, mesi estivi esclusi. Quindi la prossima apertura sarà ad ottobre, vi lascio ovviamente tutti quanti i link qui sotto in descrizione, ma ora andiamo e godiamoci queste novità che sono sicuro vi lasceranno con la bocca aperta. Siete pronti a vivere l'emozione dei treni in miniatura? Beh, allora mettetevi comodi, il nostro treno parte ora. Benvenuti su Treni in Miniatura. Le prime novità riguardano la zona che state vedendo in questo momento, dove ci sono gli scambi di uscita dalla stazione di Porto Marghera che devono essere monitorati visivamente. Ecco, quindi si è deciso di rendere questa zona un po' più reale e questo è più o meno come poi si presenterà. La seconda novità riguarda il fiume che attraversa il plastico, il quale purtroppo era stato danneggiato dalla pioggia e che è stato, come vedete, ridipinto di questo bellissimo blu, con l'aggiunta anche di qualche barchetta e di qualche dettaglio che merita di essere visto. Se siete venuti a trovarci in passato ricorderete sicuramente quella che è la cittadina, che nel nostro immaginario è Castelfranco, che qui vedete era ad un livello più basso rispetto al piano dei binari e che qui invece, come potete ammirare da questo video, è stata rialzata e quindi portata allo stesso livello del piano binari, rendendola più realistica e soprattutto più bella e in modo più semplice da poter essere vista da coloro che vengono a trovarci. In stazione sono anche stati aggiunti i primi segnali luminosi. Il lavoro è molto lungo, ci vorrà del tempo, ma piano piano questi verranno aggiunti lungo tutto il plastico. In molti di voi l'avevano chiesta e un po' alla volta, come vedete, stiamo iniziando a mettere quantomeno i pali della linea aerea. Vedremo se poi metteremo anche la linea aerea vera e propria, in quanto, come vi spiegavo in passato, una volta inserita diventa molto complicato poter lavorare sul plastico, quindi di fatto è l'ultimo lavoro che verrà completato. Ma la vera novità riguarda questo posto qui e forse dal buco già lo intuirete. Infatti abbiamo deciso di rimuovere il castello, che forse effettivamente poco aveva a che fare con il nostro plastico, e al suo posto ci sarà proprio lei, questa bellissima rimessa circolare con ovviamente una piattaforma girevole che renderà ancora più bello il plastico.